Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere forte il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di addentrarci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei retroscena del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Nelle ultime ore, il nome di Juan Luis Sánchez, giovane terzino del Siviglia, è stato fortemente accostato al Napoli. Con voci secondo cui Giovanni Manna stesse lavorando al suo arrivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tuttavia, la dirigenza del club spagnolo ha provveduto a chiudere le speculazioni. In un'intervista ufficiale, il direttore sportivo del Siviglia ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso con il Napoli. Secondo lui, non c'è stato né contatto né offerta. E il giocatore continua a far parte del progetto del club andaluso. La smentita arriva in mezzo a un vortice di voci di mercato che coinvolgono gli azzurri. Alla ricerca di rinforzi sulle fasce accostati sia a Juanlu che a Miguel Gutiérrez. Questa posizione resta una priorità per Conte, ma, almeno per il momento, Juan Luis Sánchez non sembra rientrare nella lista reale delle trattative. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sentire la tua opinione. Ti piacerebbe che il club insistesse su Juanlu o pensi sia meglio concentrarsi su altre opzioni per le fasce? Lascia il tuo commento qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.